Ed eccomi qua, con la maschera della peste. Ma siamo in aula e quindi dobbiamo rispettare le regole, anche se, come forse avrete intuito se conoscete la geometria dell'aula, sono seduto in un banco che ha dei sottosegretari, vedete? Poi alle mie spalle c'è la poltrona di pietà e poi nel banco superiore quello è il banco del presidente vero, cioè il mio presidente Casellati. Sono salito un attimo a parlare con i colleghi, non so se mi sentite perché c'è un po' di dibattito. Sì, tutto bene. Mi sono separato un attimo dal Palazzo Carpio, ci sono solo io chiuso in una stanzetta a scrivere. E solo per dirvi che poi più tardi Matteo farà una diretta, faremo una diretta dall'aula per raccontarvi un po' su cosa stiamo lavorando. Abbiamo aspettato il 1° maggio perché molte delle misure sulle quali abbiamo lavorato, in particolare ha lavorato Claudio Durigon, che purtroppo non può essere con noi perché lui è onorevole e io non posso entrare nella sua aula e lui non può entrare nella mia. E riguardano il mercato del lavoro, come gestire il lavoro durante l'emergenza e durante la ripresa. Ci sono tanti problemi non banali da risolvere. Ecco, il mio capogruppo. Ricordiamo il MES, sì o no? Perché noi No, il MES è senza condizioni, no, sapete, certo, no. noi non saremo molto dell'idea. No, senatore Romeo, il MES stia tranquillo, è senza condizioni. Lei firmi qua. Non so se ha sentito Crimi, però noi non siamo d'accordo. Il compagno Crimi, lo so, ma oggi su Repubblica c'era scritto ma Repubblica non è più quello di una volta, c'era scritto che C'è una sorveglianza attiva, sì, rafforzata, sì, quello che ci meritiamo. No, non si fanno, no, gesto eclatante no, strappare la bandiera no. Dunque, allora, adesso vi porto un attimo in giro, va? A vedere. Sono in diretta io. Assolutamente sì. Allora, ma come mi è scappato? Allora, Eccoci. e siamo in 2. Buonasera, no, per la verità siamo in 1502. 1502, sì. Con la mia fatina, Troppo buono, prof. senatore Candiani. Io mi ricorderò sempre, Che ti ricordi? no, non andiamo a fare cose filosofiche, no, ma quando qualche settimana fa hai detto whatever it takes, tutto quel che serve, e qualcuno si è messo a ridere. Adesso questi sono qui tutte le volte a grattare le croste del formaggio. Mamma mia, date retta al professor Bagnai quando vi spiega le cose. Il ricorderò sempre quando mi hai spiegato dove era il bagno, l'esercizio. Quelle sono le cose importanti. Non ci stanno a sentire quando parliamo. Vabbè, però. Il problema reale è che non stanno a sentire gli italiani, più che Noi non abbiamo più che grave. Abbastanza, questo lo dicono tutti, Tutti non si possono nominare neanche perché sono importanti, ma si lamentano un po' tutti. Comunque le sedie lì vuote, anche quando sono piene, in termini di contenuto, stringi. Stiamo parlando di quella. In termini di contenuto, anche quando sono seduti fisicamente, però il contenuto è quello, è vuoto. C'è un po' di assenza, forse sentite una voce nota. Piuttosto Eccola. Adesso vi porto dei colleghi dell'altro, sono in una diretta. Oh, che onore. Eccolo, metti la mascherina, se no poi ci fa. Eccoci. Non vi assembrate, Ecco qua. no, vi dovete distanziare. Vieni qua, eccoci. Buonasera a tutti, buonasera. William. Buonasera a tutti. Ecco già. E Rufa, ci siamo. Siamo qui. Siamo qui questa
aula a difendere i diritti dei cittadini italiani. Dei cittadini italiani, vediamo che dicono. Sono pochi quelli che fine hanno fatto i minibot. I minibot c'è una bellissima era una risoluzione, una mozione, un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera. Non so se avete capito come funziona, non è che tu entri in Parlamento e da solo hai la maggioranza e fai quello che ti pare. Su ordine del governo che te lo dà se è d'accordo con te. Ora, considerando che al governo avete visto un po' che roba c'è, ecco che fine hanno fatto i minibot. Hanno fatto la fine del sorcio, perché ovviamente affinché si possa procedere con un provvedimento occorre che un presidente di commissione lo incardini. Allora immaginatevi che al Senato c'era la Ruocco, quindi al Senato ci sono io, ma poi dopo arriva il disegno di legge, devi calendarizzarlo, sto attraversando il banco della presidenza, qua è dove vengo a chiedere quanto dura la discussione, a che ora parlo, ecco, chiedo qui. Il presidente di commissione, anche se vuole parlare di una cosa, deve fare un ufficio di presidenza e avere l'assenso dei gruppi per parlarne. E quello è un primo problema. Poi dopo aveva appunto vedi alla voce maggioranza, che mi sa che è una cosa che ancora non avete ben focalizzato, ma ripetita Juvent. Devi cominciare a lavorare il provvedimento. Allora scegli un relatore, il relatore spiega che cos'è agli altri, si fa la discussione, poi si arriva a votare. Quando si vota, su ogni voto deve avere il parere del governo, il governo deve fare delle relazioni tecniche per capire quanto costa, quanto mica costa, deve avere il parere della quinta commissione. Ecco, ognuno di questi passaggi è un passaggio dove il governo ti può ostacolare, e così adesso sapete perché non ci sono i mini bot che tornano nelle vostre domande. Vai, bacione. Quando torno a insegnare la D'Annunzio? Quando mi cacciano. Ti faccio anche... Io sono in diretta Facebook. Facciamo un'esposizione. La maschera nera, eccoci. Non è nera, me l'ha regalata una signora, c'è il tricolore. Ah, è blu e tricolore. La Eccoci maschera qua. nera adesso, fascista, la maschera nera. A parte però che è blu. Il tricolore è A nazionalista. parte che è blu scuro. Stiamo definendo i contorni del piano di ricostruzione nazionale, il buon Alberto Bagnai ne è uno dei principali artefici. Coordinatore. Di lui mi fido. Non so voi, ma di lui mi fido. Ai ai ai, siete in buone mani. La mazzetta è 10.000 lire con la Simo, vuoi entrare un attimo nella mia diretta? Eccoci qua. Che onore entrare nella diretta del professor Bagnai. Ma come che onore? È per me un onore. Ecco, vedi? Ecco. Sì. Matteo ci ha subito fatto fare un balzo, subito a 2000 siamo arrivati. Io devo tornare nel mio antro a stampare qualche cosa per dopo. Devi tornare. Anch'io? No, dobbiamo essere distanti. È vero. 1 metro di distanza. Vai. Meno male che abbiamo le mascherine. Perché... Relatrice di minoranza del DEF. Sì. Cosa è stata? Molto. Ti sei sentita utile alla società? Io ho fatto una volta, io ho spiegato, io sono stato relatore del DEF in commissione speciale, ti ricordi? Quando la legislatura non avevamo capito le resistenze del potere, adesso abbiamo capito, piano piano. Che Purtroppo... dicono? Forza Matteo, forza Giorgio. Si spera che in qualcosa ci ascoltino. Sì. Sono mie speranze. Con calma, secondo me oggi con te, più che ascoltare noi, ho avuto la sensazione che farebbe bene ad ascoltare Renzi. È vero, almeno lui, almeno. Gli ha detto stai almeno. sereno, vero? Sì, praticamente sì. Ma avremo un problema diverso. Comunque questo ce lo siamo tolto. E poi l'uomo che mi ha insegnato a fare le salsicce. Grazie. Poi soprattutto buone. Il collega Corti, sì, inarrivabile. E il salame l'hai finito? Il salame ci ha pensato mio figlio. Ma Sì. domani te ne potrei lasciare un altro se ci vediamo. Perché Ma tu sei qui?
Dormo qua stasera, sì. Beh, Dormo noi qua, quindi dormiamo qua sotto. il salame si può Eccolo sempre, qua. si può sempre tirare fuori dal frigo. Abbastanza. Sì, Sì, sì. Quindi, anzi, Concia del Maiale 2021 sei presente? Sì, quando? Non si sa la data. Sarà il secondo weekend di gennaio, Il come al solito, secondo weekend di gennaio. appena Sì, dopo l'Epifania. mi prenoto. Bene, Io vengo di sicuro, ma voglio portare anche qualcun altro. tutti quelli che vuoi. Abbiamo bisogno di volontari, quindi Volentieri, volentieri. ok. Grazie per il collegamento. Oh, e poi qua. Sei in diretta, sei in una diretta tua? Allora non parto. E parti, Facciamo- ci incrociamo le dirette, mettiamo gli schermi. Delirio totale. E in questo grande delirio abbiamo. Io sono nella diretta del collega Briziarelli e il collega Briziarelli è nella mia diretta, quindi è una specie di Siamo collegati e social al massimo. Esatto. Qualcuno, i cittadini, interconnessi. non li vuole in Parlamento, noi sicuramente sì, ce li abbiamo portati visto che fino adesso il governo l'ha solo portati in giro Questa è la famosa scatoletta di tonno, vista dall'interno. e invece la levetta gli è rimasta sulle mani e Esatto. la scatoletta è rimasta chiusa e i 5 Stelle... E la priscatola era di legno. Allora siamo... Al Senato volevo fare la videochiamata, farti fare un salutino. Fatemi salire. Ah, ma qui abbiamo veramente le persone importanti. Oh, guarda chi chiama, guarda chi è. Persone importanti abbiamo Eccoci. dal Veneto Cari- il presidente della Commissione Giustizia. Noi abbiamo un appuntamento mercoledì, vero? Assolutamente sì. In congiunta. In congiunta e cominciamo un po' con i nostri lavori. E soprattutto continuiamo con i nostri lavori dopo queste ore qui. Abbiamo due atti di governo, che roba è? Sì, qualche roba che viene dall'Europa. Assolutamente sì. Allora sarà sicuramente roba buona. È roba poi del professore, insomma, quindi noi ovviamente qui abbiamo Bagnai e per noi è una garanzia. Grazie, Però, troppo buoni. però il lavoro di squadra poi alla fine È lì che- rende i suoi frutti, quindi saremo pronti. Noi Ma saremo senti, pronti. ma mi chiedono quando ci scacceranno dalle nostre dorate presidenze. Secondo me prima di settembre non ce la fanno a mettersi d'accordo. Ma guarda, io dico mai porre limiti alla provvidenza, quindi insomma Dicembre. vediamo, anche dicembre. Insomma. Beh, da come li vedo, insomma, sono un po' litigiosetti. Oggi c'è stato. Lo stai sereno era abbastanza percepibile, scorreva potente in quest'aula. Sì, quando ci mi sono ha stati detto- due colpi che poi hanno portato quasi alla paralisi del KO, sì. La Unterberger. La Unterberger per prima Grande. e poi, Ora e mi poi, voglio e poi riguardare lo Renzi. stenografico, sì. Vabbè, Bene, ciao, buona diretta ancora. ciao. Allora, vediamo chi abbiamo qui, chi vi posso presentare. Perché purtroppo molti sono assorti nel loro e non posso disturbarli. Allora. In viva voce. Non disturbo, passo avanti. Beh, lassù vedete il presidente Calderoli, insomma. E poi qui Buonasera a tutti. la mia collega preferita. Quale onore? Tutte preferite. Beh, però la Bagna Cauda La Bagna Cauda te ha la possiamo conquistato offrire il mio solo cuore. noi, certo. Esatto, è questo. E l'oratorio San Filippo Nerino? Sì, loro a Torino, mi hanno invitato solo un altro organo. Tornerò assolutamente. Appena sarà finita questa, se la fai in casa, secondo me per i prossimi. Posso dirti che noi non ci prenderemo mai nulla proprio grazie alla Bagna Cauda che abbiamo mangiato quella sera? Secondo me anche scopriremo che è il vaccino. è quello lì. Esattamente. Distanza sociale. Sì, però io pensavo peggio, cioè pensavo che sarei stato più distanziato socialmente. E invece no. No, perché mi ha detto Roberta che è il posto dove poi
un altro dove, cioè che quello era un po' light. Ah sì, no, è decisamente molto light, ma ti devo portare alla bagna cauda della mitica sezione di Collegno, che ormai è alla 12ª edizione, è proprio una cosa conclamata, ed effettivamente lì c'è la versione strong e quella light. Vabbè, sono pronto per quella strong. Perfetto. Oh, sempre dal Piemonte. Eccoci qua. Ma tu Grandissima diretta. tu sei Qui è della zona dei tartufi. da Cuneo, Esatto. sei quindi sì, collega Tartufierino. Bergesio, grande tartufologo, Commissione Agricoltura. Grande collega Bagnai, grandissimo. Mi rifila anche della roba interessante, tipo tutti gli articoli di Binismaghi che leggo me li passa lui, è una cosa... Seguo sempre Abbiamo con grandi- particolare attenzione perché mi appassiona, però Alberto ci dà dei grandi suggerimenti e soprattutto delle indicazioni importanti, perché sul materiale sull'Europa abbiamo fatto un salto di qualità notevole. Grazie, grazie. Ciao, ragazzi. Ho meritato un tartufo. Ciao, Grazie ciao. Giorgio. E poi la Puccia, la mia teppista preferita. Teppista, Beh, siamo sulla moto che sembri un... ma non sono una motociclista, dai. Sì. Anche un Ma po'. poi quelle cose che andavi con le ruspe, no? Queste cose qua. Oggetto di sistematica Di calunnia. critiche, bravo, di sistematica calunnia è... Anche tu presidente Eh sì, anch'io presidente della commissione, diglielo che loro non lo della sanno. Commissione per la tutela dei diritti umani. Hai capito? Poi dice che uno si butta a sinistra, quindi, per forza, è normale. Caro Alberto, Mamma mia, quanto mi manca la Liguria. Qui stiamo, questa Liguria che ha è sofferto molto- così è tanto molto in quest'anno. difficoltà, ma non è, sono almeno 2 o 3 anni che è in difficoltà perché Beh, sì. era arrivato l'alluvione a novembre del 2018-19, L'ultima, sì, il ponte, l'altro ponte, l'altro ponte, no? certo. E ora la questione del virus in una terra che comunque il tema legato alle spiagge per noi sarà un grosso problema. Aziende di altre regioni, per cui mi scrivono Ma avete, quello è florovivaismo. più nel ponente, Abbiamo no? la produzione di vino che è in estrema difficoltà perché c'è c'è la preoccupazione per la nuova vendemmia di non avere il posto nelle cantine per ospitare il vino nuovo. Sì, Per c'è cui un ci problema di sono- stoccaggio, certo. di stoccaggio e oltretutto è stata fatta la proposta Come col petrolio. al ministro Bellanova di mettere in piedi Sì. in pratica a un certo punto viene eliminato ma il produttore comunque ha un incentivo perché altrimenti ha una E perdita. che ha detto? No, Ma lei capisce solo il caporalato, quindi là c'è un problema serio. Vabbè, esatto. Grazie Alberto. Grazie, Buonanotte. io esco. Qui c'è il punto Aureo, qua. Ta-dan. E mi avvio. Diretto. Ma questi napoletani solo a San Marco pensano. Ciao amici napoletani, viva San Gennaro! Ciao. Adoro il Veneto e credo che tutti possiate intuirne i motivi. Questa è la stanza dove chi vuole può venire a leggere i giornali. C'è un ritratto del padrone di casa. Abbiamo Alberto Bagnai. Eccolo! Sei su Scherzi a parte. Vabbè, però qualcosa me la dici, dai. Che ti devo dire? Allora, della giornata di oggi, che cosa diciamo? Un Ma orgoglio io- nazionale... In giornata di oggi, dunque, io mi sono risparmiato Conte, ho detto me lo vo' sentire in stanza e ho spento il televisore, poi sono tornato, mi sono sentito il discorso di Matteo che è stato molto appropriato nei toni, noi facciamo i teppisti e lui ha fatto la persona seria, che mi sembra molto giusto, e ha espresso la frustrazione di tanti italiani nel non vedere i risultati. E quello che posso aggiungere è che vi assicuro che non dipende da noi, perché il giochino che hanno fatto di tenerci a un tavolo
per chiederci che cosa ne pensate, portate le vostre idee, che poi si fanno gli ordini del giorno e nel prossimo decreto ve ne facciamo realizzare qualcuna, sapete come è andata a finire, cioè non ci hanno sostanzialmente considerato. Adesso gli altri paesi in alcuni casi stanno facendo cose che alcuni di noi avevano proposto, per esempio in Francia per la cassa integrazione si sono regolati esattamente secondo la proposta dell'onorevole Durigon, le cose stanno andando in modo più snello e noi stiamo qui e cerchiamo di resistere e di portare avanti far sentire la vostra voce, tutto qui. Funziona così e siamo in minoranza, la minoranza non comanda in democrazia e se noi fossimo in maggioranza e comandassero gli altri saremmo molto scontenti. Se fossimo in maggioranza anche in Parlamento, visto che nel Paese sicuramente... Se fossimo in maggioranza anche in Parlamento, questo va sempre ricordato, quindi significa che presto saremo in maggioranza in Parlamento. Ciao! Insomma, qua quello, non so se vi rendete conto della bellezza, adesso mi aggiro. Presidiato? Adesso io sto aspettando il momento, che è il momento in cui Ezio Vanoni si animerà come il dinosauro di Una notte al museo e comincerà a scorrazzare per questo corridoio, che è il corridoio vedete alle mie spalle, che porta a due sale importanti. Una è questa, sono tutte chiuse, la sala del governo dove si fermano gli staff dei ministri quando i ministri entrano in... C'è lo scalone d'onore che è quello che risponde a San Luigi de Francesi per chi è di Roma e che ha uno dei soffitti più belli. Ovviamente vedete che c'è sempre lo stemma dei medici con le palle, no? Perché poi dopo l'altra sala importante per noi, importante in tempi normali, è la sala che è qui, sono queste. Si svolge la conferenza dei capigruppo, cioè quella riunione tra i presidenti dei gruppi che succede in assemblea, che praticamente è l'equivalente sulla grande scala degli uffici di presidenza. Nel frattempo abbiamo fatto quasi tutto il giro del perimetro dell'aula. Questo corridoio qua è quello dietro l'aula, quindi questo corridoio è alle spalle del banco della presidenza, dove ero seduto all'inizio della diretta. Ora però fra un po' vi devo lasciare perché altrimenti poi quando devo aiutare dove stanno sempre dei commessi, questo è l'ascensore del presidente e qui abbiamo tutta una serie di persone, i ritratti dei presidenti, non so, qua per esempio c'è Scognamiglio, non so se lo vedete, Succe, Spadolini, non so se lo vedete, poi qui su chi c'è, al rovescio, quello non me lo ricordo. Poi continuando, ecco, ci sono anche dei politici che, diciamo così, forse li vorremmo rivedere fra noi, perché insomma abbiamo capito che tutto sommato si stava meglio quando si stava peggio. Adesso abbiamo fatto quasi il giro. Questa è l'infermeria dove sicuramente c'è qualcuno che
che bestemmia perché lo costringiamo a fare tardi. E questo è un bellissimo corridoio affrescato che risponde al corridoio dove è la sala Pannini e che ci porta verso l'ingresso dell'aula. Questo è uno dei miei posti preferiti perché è un corridoio appartato e dove il mobilio ha ancora il colore originario, cioè il blu Savoia, che poi, come vi ho detto, quando le cose sono andate come dovevano andare, è stato sostituito con il rosso. Bene, adesso avete fatto un giro. Che ore sono? Perché io non riesco a vedere l'ora. Ma qui ci sono tanti dettagli. Non mi siete mai venuti a trovare finché ero presidente. Adesso vi avrei fatto fare un giro come si deve, perché insomma vale la pena. Il Senato è bello, non ditelo a Borghi, ma la Camera... Però la Camera ha dei quadri, delle opere d'arte più interessanti. Qua come quadri non è che siamo messi... Gli affreschi di questo soffitto, questi qua, dunque qui c'è una commessa in particolare, Bruna, che è una specie di, Bruna di capelli, non di nome, il nome non lo so, che è una specie di enciclopedia vivente. Lei e insomma, sono tutti comunque molto colti. Ho la sensazione che questi potrebbero essere di Pannini, cioè dell'autore degli affreschi della sala Pannini, ma potrebbero anche essere però, perché non so se ci fate caso, però aspetta, vi faccio rivedere. Qua se voi guardate il fregio a sinistra di questo fregio che sta al centro dello schermo, forse vedete anche il taglio, c'è un taglio, si vedono dei tagli, questi affreschi sono stati staccati da qualche parte e riportati qua. Vi dovete ricordare che Roma una volta nel Medioevo era ovviamente una città medievale, quindi con una sua particolare urbanistica e che poi naturalmente per tutta una serie di motivi di vario tipo alla fine dell'Ottocento sono state aperte delle grandi arterie, pensate per esempio a Corso Vittorio, pensate a Via del Tritone, e naturalmente lì si è dovuto buttare giù qualcosa. Quindi una parte degli affreschi che abbiamo qua dentro vengono da palazzi buttati giù quando si è fatto dal Largo Chigi su fino alla Fontana del Tritone, si è allargata un po' la strada, ecco. E sono di Pannini. Stiamo violando ogni e qualsiasi regolamento, io farò una pessima. Dunque, qui c'è una scala che ti porta abbastanza rapidamente al piano terra, corrisponde più o meno al ristorante. Alle spalle c'è questo corridoio con queste scale, d'accordo? Che portano verso la sala Koch. La sala Koch è un edificio neoclassico che ospitava una volta la biblioteca del Senato, che poi si è spostata a Santa Maria sopra Minerva dai Domenicani. E qui ci sono delle librerie elegantissime con, non so, qua ci stanno tutte raccolte di trattati internazionali, per esempio. E ci sono una serie di sale, in questa non ci sono mai stato, non so che cosa serve, adesso è chiusa, è sbarrata. Però adesso vi racconto un aneddoto che non sa nessuno e non lo saprà nessuno neanche dopo questa sera. In questo buio androne, qui, che era illuminato, dunque questa sala qua, aspetta mi ci metto davanti, qua c'è una porticina e c'è una saletta che è riservata al Premier quando deve vedere qualcuno. Nel frattempo
non lavoriamo solo noi, ma c'è qualcuno che fa un lavoro più importante per la nostra salute, sanificando la sala Koch, che qui abbiamo Gioberti, qui abbiamo si riconosce, no? Quello che stava sulle 1000 lire. E qui abbiamo Leopardi, questo androne circolare. Ma vi stavo dicendo che questo è l'androne antistante la sala Koch, ma vi stavo dicendo che in questa saletta qua ho avuto un lunghissimo entretien con il Premier Conte e con un suo sottosegretario una volta, al termine del quale esattamente qui nel posto in cui sono, il posto in cui sono, forse lo vedete dallo specchio, forse no, io ho autografato una copia del tramonto dell'euro, quindi se l'ha letta sa che cosa sta facendo, se non l'ha letta non lo sa, ma l'unica cosa certa è che non lo farà per molto, quindi va bene così. E qui sono, anche se non so se riesco a farvelo capire, perché bisognerebbe prendere un'inquadratura un po' meglio di così. Dunque, non so se vedete questo strano intreccio vagamente escheriano di scale alle mie spalle, no? Una cosa piuttosto complessa. Queste sono delle scale che passando per la commissione, ci sono gli uffici di una commissione, non mi ricordo quale, perché in realtà quando faccio queste scale è per andare a mangiare, quindi a tutto penso tranne che al lavoro, penso solo ad arrivare alle scalette e si arriva in un luogo sulla cui utilità è difficile avere dei dubbi. E questo è il mio preferito? Sì, lo è. Perché dunque, qui vedete ci si affaccia sul giardino che voi probabilmente vedrete, e perché questo è il mio bagno preferito fra tutti, è sempre libero perché nessuno sa che c'è, io lo so perché sono curioso, giro dappertutto, e poi perché è in una torre medievale. Ecco, questo è un vero privilegio, quello di potersi raccogliere in meditazione in una torre. Da qui vedete anche che queste scale sbilenche derivano dal fatto che sei in una accozzaglia di vari edifici, cioè una torre medievale che si appoggia su una sala neoclassica e che dall'altra parte risponde a un palazzo rinascimentale, e in mezzo è così. C'è tanta storia. Poi, volendo, si potrebbe anche andare giù sotto a vedere qualcosa di romano, però non so se lì prende non Prodi, romano nel senso antico romano, però non so se lì prende il segnale. Ciao Carmen, come stai? Quando dello Struzzo, che si chiama Sala dello Struzzo per questo motivo. Lo vedete? Lo vedete capovolto, ma lo vedete, è uno struzzo, perfetto. In questa sala ci sono diverse cose interessanti. Questa è la sala immediatamente
antistante all'assemblea. Adesso abbiamo fatto tutto un giro intorno. Allora, intanto qui abbiamo... Che cos'è questo? Chi la riconosce? Siamo in presenza di... Sale lo struzzo, sì. Ma che cosa c'è qua? Cosa rappresenta questo quadro, che è una copia, fra l'altro? Vuoi vedere quello? Con le corna? Chi è? Vediamo quanto... se almeno voi lo sapete. Esatto. Europa. Il retto è di Europa, sì, sì. Che spiegai questa cosa a un manipolo di giovani europeisti e europeiste dicendo che trovavo... Insomma, feci tutta una allocuzione che adesso non è il caso che vi riporti, ma insomma... Poi c'è questo arazzo con il cagnone. E sopra ci sono delle parole che sono scritte al contrario, ma è opportuno leggerle al dritto. Amor reserat cor, os prudentia obserat, cioè l'amore apre il cuore e la prudenza chiude la bocca. Da ricordare. In questa sala, da questa sala si diparte un breve corridoio che porta a questa porta dove c'è scritto accesso temporaneamente non consentito. Questo è l'ascensore che porta dritto al ristorante, motivo per il quale il senatore Candiani me ne ha preso l'uso, e questa è la sala pagoda, questa, che ora è chiusa, che è una sala utile per riunioni estemporanee. E qui c'è questo impressionista per caso. Bene, io adesso penso di lasciarvi perché bisogna che mi concentri, che dopo dobbiamo spiegarvi a che cosa abbiamo lavorato in questi giorni. Sta per arrivare il 1° maggio, che è la vostra festa. Qui c'è Mazzini, uno dei tanti. Cavour, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele. Cavour, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele, ovunque. Una storia che mi hanno raccontato in un modo e che adesso che ho visto che cos'è la politica probabilmente mi interesserebbe di più, perché forse la capirei in un altro. Però, insomma. E, no, vi voglio far vedere anche una cosa, un'altra cosa. Erika, che ore sono più o meno? Prego? Che ore sono più o meno? 11:20. Ah, beh, allora abbiamo tempo. Altra sala. Questo è l'antibagno delle gentili colleghe. Altro soffitto, guardate che meraviglia. E altro quadro, una natività di Leandro Bassano, una propaggine di quella famiglia di Veneti lì. Bene. Io naturalmente vi aspetto, ecco, per esempio questo arazzo non l'avevo mai notato. Che potrebbe essere secondo voi? C'è un angelo e uno che scappa da un pesce che si vuole mangiare, boh. Giona? Se Giona è un po' sproporzionato.
E io mi devo un giorno smettere di lavorare e prendere, quando becco quello che sa le cose, farmi raccontare tutto. Perché finché ho la mia presidenza non ho bisogno di appoggiarmi così nei luoghi, nelle sale comuni. Me ne torno di là, cosa che adesso mi accingo a fare e me ne sto lì. Però quando sarò di nuovo un senatore semplice passerò un po' più tempo qua dentro. Vediamo un attimo se riesco a farvi vedere una cosa, perché a questo punto, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31. Questa è la sala Garibaldi, quella di fronte alla buvette. La buvette è chiusa ormai da tempo immemorabile, dall'inizio dell'orrenda epidemia, e è stata sostituita da questi anonimi distributori che non hanno il sorriso e la simpatia dei camerieri del nostro bar. Questo è il corridoio, mi dice male perché è tutto buio e tutto... niente, volevo far vedere una cosa ma non va bene, si vede, perché questa chiaramente no, si vede una mazza, giustamente. Questo è il corridoio d'onore, ma non si vede. Vabbè, possiamo fare il presidente Casellati con un nocche delle dita, giustamente, perché sto violando ogni e qualsiasi regolamento. Dietro di me c'è Vittorio Emanuele, ma non può fare niente in questo momento. Sono anche molto belli, ma non si vedono perché... no, forse si vedono se li centri. I vari lampadari di Murano... È anche bello il... Qui ci sono queste sedie scomodissime. Questa è la sedia a cui normalmente è avvitato Landi, il giornalista del Redo Radicale, simpaticissimo, merkeliano, liberista, cioè io lo lovo moltissimo. Ed è sempre qui, che legge e scrive, scrive e legge. E effettivamente è persona di cultura. Infatti, se devo farmi intervistare, preferisco che sia lui. Sgarbi, ci siamo sentiti qualche giorno fa. Che altro vi posso far vedere? Ma posso riportare di là. Pavimento. Qui il soffitto è bello, ma non è seicentesco. Qui lo hanno, a me sembra ottocentesco, anche perché questa sala, la sala Garibaldi, che adesso vi fa vedere la sua, ecco, nella sua proiezione, è una grande sala rettangolare fatta unendo due sale quadrate, quindi hanno poi dovuto sicuramente adattare il soffitto. Entri nell'aula, sì, adesso rientro perché dobbiamo parlarvi. Anzi, sapete che c'è? Vado a stamparmi qualche carta. Dopo dall'aula facciamo la diretta con Matteo.
sapete, la fenomenologia dei colleghi a 5 Stelle è complicata. Guardate che il Senato comunque è apertissimo, ci sono visite guidate, a parte il fatto che voi conoscete me, per cui potete venire quando vi pare, ma c'è una visita guidata ogni primo sabato del mese, ovviamente non durante la pandemia, e poi il Presidente adesso sta facendo tutta una serie di eventi culturali, fa un concerto al mese, e quindi in realtà, certo, quando c'è il concerto non c'è la visita, quindi si va in aula e c'è un percorso obbligato, che è un pezzo di quello che abbiamo fatto insieme, ma insomma lei ci tiene molto a far conoscere il palazzo. A che ora la diretta con Matteo? Dopo mezzanotte, da mezzanotte 1 in poi potrebbe essere buono qualsiasi momento, anzi a questo punto forse... No, ma tanto non ho bisogno di stamparmelo perché lì non sarà il mio telefonino usato e quindi userò il telefonino per trovare i documenti. Sì, dobbiamo parlare di musica, senz'altro. Benissimo. Allora ci siamo fatti un'altra direttina e ora io devo andare a lavorare, cioè a spiegarvi di che cosa abbiamo ragionato in questi giorni qui. Dal momento che abbiamo tutti voglia di ricominciare a fare una vita più sana, e chi ha un po' di orecchio musicale intuisce. Ecco, vi faccio vedere, qui siamo nella sala Garibaldi, questo è il corridoio che porta all'aula, in fondo c'è l'aula, in fondo a questa sfilza di porte. Tornati nell'omeroteca, sala dello Struzzo. E siamo entrati. Qua c'è quello scalmanato del collega De Vecchis. Grandi. Stai attento perché mi... La tua diretta è interessantissima, stai facendo visitare il Senato in ogni sua sfaccettatura. Complimenti, professore. Un grande. Beh, visto che non c'è nessuno, approfittarne. Certo. Poi penso che il Presidente mi bacchetterà. Assolutamente. No? La Casellati? La Presidente? Ma no, non ti dirà No, nulla. non mi dirà nulla. Tanto non ti segue mica nessuno, guarda lì. Non so chi è il virgola 5. Culturale che sono i corsi umani. Poi ora sono arrivati Qui abbiamo le due stenografe. Sì. Ecco qua. Ti ho preso, esatto, ta, con la Michela. Questo non è il banco loro. È dei questori? E dove lo tengono? Sì. C'è un banco apposta per le occupazioni. Io ho visto De Poli e la Bottici seduti qua a controllarci, così la Bottici era proprio controllore. Non mi toccate Laura. Io la adoro, io adoro tutti. Ma tu adori veramente un po' tutti. Sì, ho un'ottima indole. Sì. Sono molto buono, la gente poi si approfitta, questa è una cosa. Il mondo è cattivo. Questo è il meglio senatore del Lazio.
Eccolo. Oh, della presidenza, ma l'abbiamo già fatta prima, nell'altro senso. Quando vado a chiedere di che morte dobbiamo morire. Bene, cari amici. Domande? Ah, la mascherina, sì. Io... Sapete che c'è, è giusto. Non bisogna dare il cattivo esempio. Il problema è che qua dentro fa un caldo, ragazzi. Non so perché, ma quest'aula è calda in un modo... Cioè, penso di saperlo, perché probabilmente dipende dal fatto che, a differenza che di là, dove sto io, che sono tutti muri spessi, allamezzato, secondo me, non so se qua sopra, forse ci batte il sole sopra il velario, non è... Sì, certo, ce lo rimezziamo a noi e a voi. Certo. Sì, ci siamo riposati, assolutamente sì. Dormiremo da qualche parte, assolutamente sì. Quando finiranno i soldi per i dipendenti pubblici? Questo è un tema abbastanza importante. Se non si comincia a lavorare non ce n'è poi per nessuno. Ma questo è una riflessione che abbiamo fatto tante volte. È caldo perché è tutto legno? Sì, può darsi, credo che sia caldo perché sopra ci batte il sole. Che succederà il 5 maggio? Niente, maggio ve l'ho detto. Niente, se ve ne parlano i giornali. Ma per esempio oggi, perché non possiamo fare tutti come Zaia? Ma oggi la Santelli in Calabria e Marsilio della giunta, insomma i nostri assessori in Abruzzo hanno cominciato ad allentare un po' i vincoli, come sapete. C'è anche un problema di responsabilizzazione dei cittadini, cioè non si può fare tutto con i divieti e col paternalismo, perché non ha senso, perché o questa cosa segue la dinamica della SARS precedente, che come vi ricorderete scomparve, o non le segue. Nell'uno o nell'altro caso non si può continuare così, perché se le segue e se ne va, non possiamo continuare a sacrificarci per una cosa che poi se ne va. Se non le segue e resta, dobbiamo imparare a conviverci. Comunque con la mascherina si respira, non è che quando farà più caldo secondo me non la metterà nessuno, questo è un altro dato evidente. È aperta quella? È molto interessante questa vostra idea che potreste risolvere i vostri problemi togliendo qualcosa a qualcun altro, che è esattamente la filosofia del PD.
E per carità, se voi provate a risolvere un vostro problema creando un problema ad un altro, il risultato è che non create un problema solo a quell'altro, ma anche ai fornitori di quell'altro. Cioè, qui, non so se è chiaro, il problema si risolve solo se nell'Italia vengono messi dei soldi, non se gli italiani cominciano a litigarsi i soldi. E naturalmente qualcuno non lo sa perché è normale, quindi magari penserà che io da giovane giravo nelle nebbie padane ad attaccare cartelli. Invece fino a 2 anni fa facevo tutt'altro e di una sola cosa ero assolutamente convinto, che quello degli stipendi dei parlamentari fosse l'ultimo dei problemi e che quello di tassare qualcuno in generale per dare soldi a un altro fosse l'ultima delle soluzioni. Quindi continuo a pensare in quel modo lì. Allora, adesso ci stiamo preparando e quindi no. Scusate, ma se semplicemente non avessi il governo fosse andato sotto sullo scostamento, no? Secondo voi che cosa sarebbe successo? Se il governo fosse andato sotto sullo scostamento, che cosa sarebbe? Oh, chi c'è? Come stai? Bene, sto in diretta Facebook, ma tu sei in aula di là? Sì, anche noi siamo. Sì, Quanti siete rimasti? una settantina. Una settantina? Sì, siamo avete tanti numeri. tanti. Ciao. Ci avrebbero scaricato la responsabilità di non dare i soldi agli italiani, esattamente. Ah, questa opposizione che fa ostruzionismo, eccetera, eccetera. Quindi, tanto implodono, ragazzi. Cioè, che senso ha mandarli sotto? Non pensate che non avessimo visto i numeri? Ero all'ultimo banco, mi ero messo su nella montagna, con accanto il collega Campari, che è più sveglio di me e quindi aveva capito subito la situazione. Ne abbiamo parlato col capogruppo, abbiamo deciso comunque di votare a favore. Si votava contro il DEF. Cioè il messaggio è: i soldi ve li diamo, con una risoluzione in cui chiedevamo che non venissero raccolti chiedendo credito al MES. I 5 Stelle hanno votato contro quella risoluzione, quindi hanno votato contro una cosa che era contro il MES, cioè i 5 Stelle hanno votato a favore del MES, tanto per chiarirci le idee. I soldi quindi vi autorizziamo a violare le regole di bilancio, ma non ci piace come spendete i soldi, quindi voto sì allo scostamento e no al DEF. No, dai, Letta no. Colau, Letta o Draghi, boh. Quando pensi che possono cadere? Non lo so, cioè, Conte non dura tanto, proprio non ce la fa neanche fisicamente secondo me. Però se volete parlare di votare, la vedo molto difficile, ora che c'è... Prima avevo intravisto Bruno De Giusti, può vedere se c'è gli spettatori, badada. Sapevo che eri qui, porca miseria.
Che facevi? Io ho fatto fare Sto facendo anche una direttina. ai... Vuoi mezza banana? No. Si è già aperta da sé. No, adesso aspetto di aiutare, non so se Matteo ha bisogno per la diretta. Gli argomenti. Oh, questa è una domanda intelligente, esatto. Mi chiedo ancora come una persona così capace e competente come lei possa avere a che fare con un partito come la Lega dove ci sta gente come il senatore Candiani. È vero? Questo me lo chiedo. E che risposta ti dai? La risposta è dentro di te. Vieni anche tu dal lato oscuro della forza, vieni, ti aspettiamo. Fate godere il governo subito. Forse potremmo mettere una corda lì al banco. E fare poi il salto della corda. No, nel senso che poi quando cercano di arrivare Tra al banco bocchetti. inciampano, esatto, Certo, potrebbe essere. insomma, anche scavare una buca per terra. In questo modo una minoranza può far cadere un governo, per esempio tendendo una corda fra il banco del governo e quello della presidenza. Ma sei in diretta? Sì. No, che bravo. Votare no, ma il concorso docenti sì. E il concorso docenti no, cioè noi abbiamo detto che non eravamo proprio del parere. Giorgetti dove è sparito? Beh, in Senato a ridaglie con Giorgetti. Giorgetti credo che sia a Cazzago Brambia. No, è alla Camera. è alla Camera oggi. Sì, oggi è alla Camera perché in Senato non può entrare perché attualmente non è senatore, quindi ci ho parlato. Calderoli è qui. Io sono l'intruso, però intanto... Conte non dura. Quanto dura? No, Conte non dura. Bah, insomma, cioè sulla la scadenza come i pelati? Sì, come lo yogurt, secondo me dura. Sì. Come giustamente diceva qualcuno oggi, mi sa che Renzi gli ha detto di star sereno. Sì, quello sì, ma quello che non so è veramente il sostituto, cioè chi... Questo a me su votare non ci fanno. Che arrivi più tattica, alla fine vince di più la tattica del ragionamento. Sì. In questo momento c'è bisogno di avere un governo che non può essere ovviamente Conte, che non può essere un fantoccio qualunque, perché sennò in Europa ti tritano. Beh, ormai ci hanno tritato, cioè siamo già un pezzo avanti, però insomma... Diciamo che tritano ancora di più. La legge di delegazione quando comincia da voi? Stanno iniziando a fare le audizioni adesso. Quando vi riunite la settimana prossima? Martedì. Che magari passo perché vorremmo incardinarla anche noi, perché c'è per la parte consultiva... Io facevo una considerazione, tra l'altro, sulla legge di delegazione europea. C'è la riforma della BRRD, mi hanno detto. Sì, ma c'è dentro tante altre cose. Però un principio che stavo accennando l'altro giorno è che sono tutte regole fatte prima di questa emergenza. Esatto. Per le quali non considerare i costi relativi anche all'adeguamento a queste regole, che sono a volte di buon senso, ma sono a volte anche astruse, già difficili da accettare da parte di sistemi che sembrano imposizioni che proprio nulla hanno a che fare con la realtà, ma campate per aria. Cioè dico attenzione, perché se questi pensano di assorbire normative dell'Unione Europea senza bilanciarla con delle risorse a disposizione che devono ovviamente sostenere il cambio di regole piuttosto che l'aggiustamento, che succede? Dica a Candiani, lo so che cosa devo fare, anzi... Scusa, ti ho interrotto. Gente, ce la tenere dura ancora almeno un mese, non so come farò, però farò. Un mese prima sì. di... Così ha detto Conte. No. Secondo me dura meno Conte del... No, sì, può essere. Comunque questa cosa della legge, cioè la legge di delegazione no, ho capito, pure quello. Certo, cioè questi adesso pensano di prendere la normativa, banalmente negli anni, quando ci siamo abituati a dire fanno la misura del fagiolino, fanno la misura del cetriolo e poi tu devi cambiare l'agricoltura tua perché là decidono che le zucchine anziché essere lunghe 20 cm sono lunghe 19. Cioè su queste cose abbiamo assistito negli anni a degli esempi pazzeschi. Se adesso questi si mettono nell'idea di assorbire normativa europea che costa, con le imprese in difficoltà e col paese che onestamente ha altre priorità, cioè io dico vanno prese a martellate. Non so, effettivamente, ma
Eh sì, perché fra una cosa e un'altra siamo arrivati, sì, tanto entro luglio bisognerà votarla. Ah, ma sicuro. Dopodiché, secondo me si tratta anche di avere forza, andare in sede europea e dire attenzione, perché noi non possiamo in questo momento sovraccaricare di altri costi il sistema. Cioè, faccio un esempio banalissimo: quando hanno messo la plastic tax, basandosi anche su una campagna mediatica che è partita un po' a tambur battente, per cui alla fine tutta la gente si è angosciata, non dormivano più di notte, pensavano alla plastica mi interesso come un fantasma, mi strozza durante la notte. Cioè, in questa emergenza del coronavirus, mai visto la riscossa della plastica? Cioè, io dico, qualcuno sì. dovrà ragionare su queste cose, dopodiché è sempre questione del consumo, ma soprattutto consumo consapevole, ma soprattutto dell'uso, perché se uno prende, anche in questi giorni, hanno fatto vedere al telegiornale un servizio dove in riva al mare hanno rastrellato decine e decine di mascherine. Ah sì? Già adesso le mascherine Finiscono in acqua, certo, nei fiumi. certo, se usiamo sto criterio della plastica per le mascherine, dopodomani ti diranno che le mascherine non devono più esistere perché inquinano il mare. Cioè non sta nelle mascherine o nel foglio di plastica, ma sta nelle persone disgraziate che prendono l'oggetto e lo buttano poi nell'ambiente. Quello è. Vorrei sentire anche Molinari lì con voi, Naone. No, perché è la Camera. Molinari è un deputato. Dobbiamo fare un corso. Il Parlamento è diviso in 2 rami. Esatto. Uno bello, che è il Senato, e uno... Ma mettiamolo uno buono, dai, e l'altro brutto. Non è simmetrico come esempio, però. Sì. Secondo voi chi sarebbe Aridaglie? Te l'ho detto che non lo so. Adesso mi sento... C'è la BRRD, c'è la riforma della BRRD. Praticamente una volta l'anno si fa una legge con la quale si... correggimi se sbaglio, si definiscono no? Per recepire una serie di direttive europee, Esatto. Quindi si danno delle deleghe, cioè dei binari entro cui il governo si deve muovere. Sì, sono 2 essenzialmente i criteri. Uno è quello dell'assorbimento della nuova normativa europea e l'altro è il recepimento diciamo delle situazioni per le quali si è trasgredita una normativa europea e quindi si è andati in infrazione. Ma quella è la legge europea? Sì, sono i 2 elementi che caratterizzano l'attività di legge tra l'Italia e l'Unione Europea. Sì. In Germania vanno tutti a passeggio. Vediamo il voto col governo tecnico. Tumulti in aula. Sì. Bene, vi lascio. Perché Conte non si fida di noi, per questo ha bisogno dei cervelloni. Un mese siamo tutti morti, Candiani è un grande, confermo. Mica tanto, 1,60 qualcosa, 1,67, 68. Spagna mascherine a 96 centesimi. Ti faccio un'osservazione, ma perché questo il giorno dopo a tambur battente è uscito su queste robe qua? Che passando da 0,60 centesimi a 0,50 non ha fatto niente sulle FFP, invece i costi sono costi. A me viene il dubbio che questa roba qui favorirà chi importa dalla Cina e rivende, perché è ovvio che se abbassi tanti costi chi se ne avvantaggia è chi fa importazione di prodotti che sono fatti in Cina sotto costo, perché non c'è tutela sindacale, non c'è tutela previdenziale, non c'è un cazzo e quindi lì costa niente. Ma insomma non mi convince. Ci cercano? Mi sa di sì. Vado.